L'Italia è caratterizzata purtroppo da un'alta evasione fiscale, un fenomeno che la mette al primo posto nel contesto europeo e che evidentemente deve trovare delle soluzioni di rimedio. A questo proposito, da 30 anni a questa parte è in vigore una normativa di antiriciclaggio che però, al di là del nome, riguarda prevalentemente il recupero, l'evasione, l'elusione, questi fenomeni che si traducono in perdita di gettito che contemporaneamente però determina anche una cattiva incidenza sul fenomeno della concorrenza sui mercati finanziari. A tal proposito, la normativa antiriciclaggio di cui si è detto trova, a seguito di ben cinque direttive comunitarie, un complesso cogente che dovrebbe in qualche modo ridurre, anche se di fatto così non è stato, questo fenomeno con le conseguenze distorsive di cui si parlava prima. Nel mercato finanziario in senso lato, ovviamente, questo si traduce nell'intervento da parte degli operatori di diverse iniziative che vanno dalla identificazione corretta della clientela alla verifica della coerenza dei mezzi patrimoniali ed economici con le operazioni, fino alle operazioni sospette che vengono segnalate dagli intermediari a un ufficio centrale nazionale allo scopo di attivare attività di indagine e di approfondimento. L'inflazione era uscita dal dibattito pubblico per un motivo molto semplice: dagli anni 80 non registravamo dei tassi al 7, 8, 9%. E quindi è naturale che oggigiorno si torni a parlare di inflazione. E durante le giornate di Pordenone Trading Places parleremo di vari temi, di 4 temi principali: come si misura e quindi cos'è l'inflazione, quali sono le cause dell'inflazione, con attenzione particolare a quello che sta succedendo nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 2 anni, quali sono i costi dell'inflazione, della cosiddetta tassa iniqua, e quindi del perché ci interessiamo dell'inflazione. E poi parleremo di quelli che possono essere i rimedi da parte del decisore pubblico, quindi da parte del governo, e da parte della banca centrale, che appunto, cronaca di questi giorni, ha di nuovo alzato il tasso di interesse di riferimento. I continui incrementi ai tassi di interesse decisi dalla BCE rendono problematica l'assunzione del credito in capo tanto ad imprese quanto a privati. Con riferimento a questo secondo settore diventa quindi essenziale andare a verificare 3 profili, ovvero la definizione del fabbisogno finanziario in capo chiaramente alla banca, poi la misurazione della capacità di rimborso e infine la scelta a forma tecnica. Come docenti del corso di laurea in Banca e Finanza dell'Università di Udine ci siamo messi in gioco sull'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria è molto importante e in Italia siamo purtroppo piuttosto indietro. Abbiamo deciso di prendere diversi percorsi, diverse strade, di andare nelle scuole e di andare nelle piazze. Siamo convinti che un nostro contributo possa dare delle risposte alle tante domande degli italiani e dei pordenonesi su questo tema. La gestione del risparmio è un tema complesso, perché complessi sono gli strumenti finanziari, così come i mercati finanziari. Sono in continua evoluzione e sono governati da variabili macroeconomiche e spesso difficili da comprendere. Il mio obiettivo è quello di parlare di quelli che sono gli strumenti finanziari e i profili di rischio e rendimento di questi ultimi. Da sempre l'uomo, per realizzare nuovi progetti, ha avuto la necessità di procurarsi risorse finanziarie aggiuntive. Per questo ha dovuto innovare, introducendo nuovi strumenti e nuovi modi di agire. Alcuni di questi hanno però prodotto dei risultati inaspettati, a volte patologici, procurando e determinando quelle che noi conosciamo come crisi finanziarie. Nel corso della storia abbiamo avuto moltissime crisi finanziarie, tant'è che si dice che le crisi sono una pianta sempreverde. Ma perché ci interessano tanto? Ci interessano perché al verificarsi di una crisi c'è un impatto forte sulla vita di ognuno di noi, un impatto sulla vita reale, sul livello di reddito, sull'occupazione, sulle prospettive. Dunque le crisi sono sì un fenomeno finanziario, ma hanno un forte impatto sulla società. Sono questi i temi che affronteremo per cercare di riconoscere le caratteristiche di una crisi.